40 anni di attività per la CA Montemurlo, un traguardo storico per la società presieduta dal presidente Mauro Nesi. 40 anni di storia, di cui gli ultimi 5 si sono legati alla Cure to Children, ed anche quest'anno il grande traguardo è stato battuto. Oltre 7.000 euro consegnate alla fondazione che si occupa di fornire cure oncologiche ai bambini affetti da tumori e leucemie nei paesi in via di sviluppo. Ancora quindi un grande risultato per questa storica formazione della provincia di Prato. Andiamo ad ascoltare i contributi che abbiamo realizzato. Marcello Nannini, presidente del gruppo sportivo Borgonovo Miglior, che con la CA Montemurlo ha condiviso gli ultimi anni della sua storia, una collaborazione che lega una realtà WISP con una realtà federazione ciclistica, una collaborazione che ha dato il vita a tante belle organizzazioni. Sì, con Mauro ormai è una vita che siamo insieme dai tempi del Giro della Toscana, della cronoscalata in memoria del suo babbo. Ci troviamo d'accordo, ormai siamo diventati un'unica persona, si può dire, specialmente nell'organizzazione delle gare. Io do una mano a lui do una mano a me e cerchiamo di portare avanti appunto a livello organizzativo diverse manifestazioni. Quest'anno oltretutto abbiamo già iniziato subito a fine anno con una prova del Trofeo Regione Toscana di Ciclocross, è andata molto bene, siamo rimasti soddisfatti e ora continueremo con altre manifestazioni perché abbiamo appunto in programma una gara ad esordienti. Ora vedremo un po' la data in memoria di Aldo Bini per la piazza appunto Liverranti Folata a Bagnolo, e quindi continueremo appunto con queste organizzazioni di gare. Senza mai dimenticare anche il gruppo sportivo Borgonovo Miglior, una realtà del ciclismo giovanile ormai storica della zona di Prato, con tanti ragazzini che si avviano a questo sport. Sì, ormai anche noi siamo sulla soglia dei 40 anni. Quest'anno Mauro con la CA Montemurlo festeggia 40 anni, a noi penso ci tocchi fra un paio d'anni, quindi anche noi siamo subito a ruota. E noi abbiamo sempre curato il settore giovanile, ne siamo orgogliosi perché abbiamo tirato su tanti ragazzi, vedi Agnoli nei professionisti, Pirazzi, Borchi, quindi veramente ci sentiamo orgogliosi per quello che abbiamo fatto e continueremo appunto su questa strada cercando di valorizzare e di portare al professionismo più ragazzi possibili. Giampaolo Mancini, presidente della Lega Ciclismo WISP di Prato, nel suo intervento quest'oggi ha ricordato come la CA sia un fiore all'occhiello per la Lega Ciclismo Pratese, una società su cui si può sempre contare. A quello sicuramente, perché è un gruppo di lavoro veramente eccezionale, guidato da una persona secondo me eccezionale, perché Mauro Nesi in tutto quello che fa ci mette il cuore, l'anima, ci mette tutto, e quando prende un impegno e dice Mancini si fa il campionato provinciale, io posso stare no tra due guanciali ma di più, perché è una persona veramente che quando prende a cuore una cosa e la porta fino in fondo, a costo di rimetterci di salute, però lui la cosa la porta in fondo, e questo è un bene per il nostro movimento, per il nostro ciclismo e soprattutto per la nostra Lega, avere dei personaggi e delle società che fanno questo lavoro, insomma. Parlando di campionato provinciale, chissà che nel 2013 non torni alle origini. Ma io me l'auguro veramente, ormai è diverso tempo che lo sprono, vede, anche oggi ho buttato un po' l'amino, come si dice, per vedere se abboccava, e io spero veramente, so che è pieno di impegni, per amor di Dio, non voglio forzare nessuno, però se Mauro insieme alla propria società riuscisse veramente a riorganizzarmi il campionato nostro pratese, io sarei l'uomo più felice del mondo, perché sarei tranquillo di poter fare qualcosa di veramente bello. Luca Scinto, direttore sportivo della formazione professionistica Vini Fantini Selle Italia, è un amico della CA Montemurlo, è stato presente in tante occasioni a fianco di Mauro Nesi, tante occasioni che erano legate da un minimo comune denominatore, ovvero la solidarietà verso la Cure to Children, e anche quest'oggi non sei mancato. Credo che sia una cosa normale, anche perché specialmente chi ha i figli si rende conto che anche i bambini si possano ammalare, anche i bambini possa avere malattie gravi, e se c'è da dare una mano finché si vuole per aiutare la ricerca e per aiutare i bambini che sono affetti da queste malattie, credo che sia il minimo che una persona possa fare. Parlando della tua formazione, settimana scorsa la presentazione ufficiale è iniziata ufficialmente il 2013. Sì, abbiamo già vinto una corsa in Venezuela alla Tacera con Merlo, un ragazzo che
meritava anche lui di ritrovare il palcoscenico del professionismo, ragazzo giovane, veloce, e sono molto contento per lui, anche se è una corsa, però in questo ciclismo internazionale, diciamo mondiale, globale, come vuole Luci, anche perché ci dobbiamo rendere conto che in Italia purtroppo c'è una crisi economica, a parte nel mondo, ma in Italia colpisce e le corse ce ne sono sempre meno. Pensare che la prima corsa è ritornata, siamo ritornati indietro 15 anni, che la prima corsa era l'Aigueglia, e ora in Italia la prima corsa è il Trofeo l'Aigueglia, perché manca Donolatico, manca 3 giorni di Reggio Calabria, e bisogna andare a cercare le corse nel mondo, e noi ora corriamo in Argentina, in Venezuela, poi andremo anche a Taiwan, in Malesia, in Cina, in Giappone. Cioè la nostra squadra, anche perché abbiamo uno sponsor che vende in 90 paesi il vino, la nostra squadra si dividerà in parecchi posti, e in particolar modo però i nostri obiettivi sono le corse importanti, dove la prima squadra correrà le corse importanti. Ecco, la vostra squadra è forse l'unica realtà professionistica italiana che in un momento di crisi come questo, dove le società più esposte sono quelle giovanili e dilettantistiche, che non hanno ovviamente la visibilità che può avere una squadra professionistica, è una delle poche realtà professioniste, se non l'unica, che si impegna veramente nel settore giovanile. Sì, noi cerchiamo di dare una mano, ripeto, c'è la crisi economica per tutti e anche per noi, cerchiamo di dare il nostro possibile una mano alle squadre giovanili. Non possiamo aiutare tutte le squadre, qualcuno ci rimarrà male, qualcuno invece sarà contento. Chiaramente se un domani troveremo uno sponsor grosso per fare il Pro Tour, la mia intenzione sarebbe di costruire dai bambini in su una squadra unica, sarebbe un sogno mio di Citracca, però sai, per ora sono solamente sogni. Domizio Spadi rappresenta la Federazione Ciclistica Italiana e il Comitato di Pistoia, perché sì, la CA è una realtà WISP, però la collaborazione con la Borgonovo Miglior nell'organizzazione di gare fa di questa realtà anche una realtà attiva sul ciclismo giovanile e sul ciclismo federazione. Tanta voglia di vivere quest'oggi, tanta vitalità per una squadra che ha raggiunto un'età dei 40 anni. Ma i 40 anni della CA Montemurlo parlano di lunga data. Diciamo che la CA Montemurlo, più che essere un'associazione legata al WISP, credo che sia un'associazione legata al ciclismo in se stessa, perché loro stanno spaziando da gare amatoriali, da organizzatori, hanno fatto gare di una certa importanza anche a livello federazione, non ultima la regione Toscana, una delle tappe di ciclocross della regione Toscana, sicché come società credo gli vada dato tutti gli elogi, e non per ultima metterei anche il grande impegno che mettono per l'associazione Cure 2 Children, che credo sia di importanza relativa, forse più che del ciclismo. Manuele Spadi, un altro degli amici della CA Montemurlo, non poteva mancare, non manca mai quando si parla di CA Montemurlo e quando si parla soprattutto di impegno a favore della Cure 2 Children, un impegno che va riconosciuto alla CA, un impegno importante che non si può che condividere. Sì, è un'amicizia che con Mauro ormai dura da tempo, e quindi penso di essere qui sotto forma soprattutto d'amicizia. Quest'anno mi ha chiesto di dargli una mano per questo discorso del Cure 2 Children, io senza neanche pensarci ho approfittato del discorso del mio centro, che è il Cycling Lab, di cui è nata anche una società l'anno scorso, e abbiamo fatto un marchio registrato che è Love Bike, e quindi l'ho dato a lui, è bene che ne faccia buon uso per questo discorso che ormai si sta impegnando da tempo, e quindi è bene riconoscerlo. Samuele Bonacchi dell'Oriental Caffè, uno dei partner principali a fianco della CA Montemurlo, tanti anni a fianco di Maronesi e dei suoi ragazzi, tanti anni a fianco della Cure 2 Children. Si festeggiano i 40 anni della CA, si festeggia un traguardo importante per questa società sportiva. Sì, noi è 5 anni che abbiamo questo sodalizio della Cure 2 Children, ma noi come CA siamo già affiatati da altri anni, molti anni prima. Niente, cosa dire, cioè, vedete da voi oggi è una bellissima giornata,
riuscire a fare una giornata di festa così, quasi 150 persone, vuol dire essere veramente una famiglia, solidali in tutto, solidali come sponsor, solidali come amici, cioè in tutto. Niente, continuiamo così, cerchiamo di mantenere sempre questo spirito perché non siano solo 5 anni passati ma altrettanti futuri e di più. E grazie a tutti, grazie agli altri sponsor che ci aiutano anche a noi, a Mauro Nesi, prima persona perché è la persona clou, diciamo, che lui dice si scansa sempre, però se non ci fosse Mauro non so la scia che strada prenderebbe, ecco. Quindi un grazie tante a Mauro e a tutti questi ragazzi che sono di famiglia appunto e si danno da fare per le strade. Gabriele Collegiani della Central Gomma, un altro dei partner a fianco della CA Montemurlo, 40 anni di storia per questa società, davvero tanto, ed è grazie a persone come voi che è possibile questa bella storia, un supporto che viene dal cuore verso la CA. Sì, quello viene dal cuore senz'altro, l'aveva iniziato mio babbo anni fa, noi stiamo portando avanti 3 fratelli, con tutto l'impegno che ci mette mio babbo lo stiamo rimettendo noi, nei soliti termini. Mauro Nesi sicuramente è il one man show di questa società e è anche grazie al suo impegno che si può dare fiducia ad una società sportiva. Sì, si può dare sempre fiducia a queste società, fanno il bene dei ragazzi piccoli, bambini, tutto questo, insomma. Si vede che ci mettono impegno, anche questa fondazione sponsorizzata da Peraccioni è una bella cosa, per aiutare sempre fatto bene. Andrea Vezzosi, responsabile relazioni della CA Montemurlo, non si può non essere felici per questo importante traguardo, 40 anni di storia e 40 anni di una storia davvero bella che Mauro Nesi sta interpretando alla grande come presidente, a fianco anche della Curto Children. Sì, io ringrazio Mauro dell'invito, avevo anche un altro invito nel Comitato Provinciale di Pisa, però ho preferito venire qui perché sono fra gli amici, ho sposato il loro programma, specialmente quello dedito al volontariato della Curto Children. Mauro Lorenzini, sindaco di Montemurlo, la CA è un fiore all'occhiello per la vostra amministrazione, un'associazione di volontari finalizzata allo sport e soprattutto con un cuore grande così e che ogni anno non si stanca di aiutare chi ne ha più bisogno, come la Curto Children. Sì, la CA Montemurlo è una grande associazione sportiva, cioè possiamo dire che è cresciuta come è cresciuto il comune, quindi si è integrata con la popolazione, con la gente, quindi lo sport per noi è importante, aiutiamo come comune come possiamo queste associazioni perché lo scopo che hanno è quello di divertirsi ma nello stesso tempo di fare solidarietà e in un momento difficile come questo credo che sia ancora molto più importante. Altri 40 di questi anni? Sì, 40 anni nella vita di una persona sono un buon traguardo, nella vita dell'associazione sono dei momenti molto importanti e io auguro alla CA Montemurlo altri 40 anni perché se lo merita, vedo che nonostante l'età c'è vitalità, c'è continuità e comunque ci sono tanti ragazzi, chiamiamoli così, che hanno voglia di darsi da fare, di spendersi per sé e per gli altri. Gianluca Giancaterino, assessore allo sport del comune di Montemurlo, dicevamo con il sindaco un orgoglio per la vostra comunità avere una società di questo tipo, una società che è sì attività sportiva ma è anche un impegno verso chi ne ha più bisogno e lo sottolineiamo sempre, l'impegno a fianco della Curto Children oggi più che mai, ogni anno la CA fa sempre meglio sotto questo punto di vista. Sì, sicuramente io conosco la CA da tanti anni come cittadino montemurlese, come assessore ormai da 3 anni e mezzo noi collaboriamo in maniera fattiva e mi piace ricordare quanto questa associazione, come ho detto anche nel corso di questa manifestazione, faccia tanto per il territorio montemurlese, gestisca anche un bellissimo circolo che abbiamo al centro del paese, gestisca comunque manifestazioni di ciclismo e non solo.
manifestazioni che comunque sono riuscite a coniugare altri sport, un'associazione che festeggia i suoi 40 anni all'interno di Montemurlo con sicuramente dei profitti grossi e tante personalità che sono entrate comunque in questa manifestazione e che sono state premiate anche oggi, perché è veramente bello vedere dei volontari che riescono all'interno di un'associazione come questa a portare avanti attività che fanno bene al paese. Fabio Magelli, titolare della Tecnogiochi, uno degli sponsor principali al fianco della CA Montemurlo, ormai tanti anni alle spalle, a fianco di Mauro Nesi, vulcanico presidente di questa società che ogni anno non smette di stupire, ogni anno si migliora. E quando si dice che la CA si migliora perché ogni anno nel suo impegno, che è diventato il più bello, quello a fianco della Kurt Children, riesce a fare sempre meglio. Sì, e infatti io collaboro con Mauro Nesi con la CA Montemurlo, sono una decina d'anni e io mi sono sempre meravigliato come possa riuscire Mauro Nesi a creare una situazione del genere, una società così come la CA Montemurlo, che già con i momenti di crisi che ci sono adesso, riuscire a portare avanti delle cose, a raggiungere i 40 anni di questa cosa spettacolare. Io mi sono sempre chiesto come fa Mauro Nesi a fare questo. Io sono riuscito a capire come riesca Mauro Nesi a mandare avanti questa cosa. È la passione. Tutti quelli che collaborano con la CA Montemurlo hanno una passione, un orgoglio e una soddisfazione a partecipare e a collaborare per la CA Montemurlo. Anche io, una piccola azienda, mi sono fidato di Mauro Nesi, mi sono fidato nella CA Montemurlo e ho raggiunto dei bellissimi risultati assieme a loro. E quindi un ringraziamento a tutti quanti della CA Montemurlo e tutti coloro che collaborano, perché è una soddisfazione proprio raggiungere i risultati che ha fatto la CA Montemurlo. Un grazie a tutti e un buon 2013 a tutti quanti. Grazie mille. Cinzia Simonelli, vicepresidente nazionale della Lega Ciclismo della UISP. La CA Montemurlo è prima di tutto un gruppo corse che è attivo sul calendario nazionale ed internazionale, è un grande organizzatore anche di gare ciclistiche e poi ha questo cuore grande che non si riesce neanche a contenere tutto a fianco della Kurt Children. Non poteva mancare quest'oggi. No, infatti io, essendo stata eletta da poco, condivido pienamente la politica scelta da questa squadra che cerca di conciliare l'attività sportiva con il fare beneficenza, e tutto questo al ciclismo non può far che bene, perché insomma questi non sono momenti facili e quindi penso che sia da esempio da seguire anche da altre società. Filippo Gronchi ha ideato l'asta che ha messo in palio i tanti doni donati dai professionisti, dalle squadre professionistiche per ricavare fondi alla Kurt Children. Grande appassionato di ciclismo, alfiere della CA Montemurlo e ideatore di questa asta che ha reso possibile il superamento del limite raggiunto lo scorso anno. Ancora una volta la CA si migliora. Sì, davvero, quest'anno, ho detto spesso a Mauro, a volte basta semplicemente l'idea, e quest'anno è venuta da praticamente il caschetto rosa di Scinto che abbiamo visto prima, che ha portato durante la nostra cronocoppia, e mi ha fatto venire in mente: ma perché non proviamo a organizzare qualcosa con eventuali doni ricevuti da professionisti? Siccome è abbastanza semplice ora con i social network contattare atleti di varie squadre anche in giro per il mondo, non solo italiani, ho detto proviamo. E da lì è nata tutta l'idea di quest'asta fatta su eBay, e andando avanti poi davvero è risultata molto, ha avuto un ottimo successo che io sinceramente non mi aspettavo dall'inizio. A volte è veramente un fatto di trovare l'idea giusta, e questa volta è andata veramente bene. Ora per il prossimo anno vedremo di limare le cosine che si possono migliorare. Chiaramente l'asticella è alta e sarà dura superarsi, noi faremo sempre il nostro meglio, ecco. Il dottor Lorenz Faulkner, coordinatore medico della Kurt Children, che negli ultimi anni ha condiviso la strada con la CA Montemurlo
in questo viaggio che ha portato la CIA ai 40 anni di attività. Gli ultimi anni, dicevamo, sono stati al fianco di questa associazione Cure to Children che si impegna nei paesi in via di sviluppo per dare assistenza sanitaria ai bambini più bisognosi. Il supporto della CIA è stato fondamentale, è stato importante, perché come spesso sottolinea anche lei, poche cifre, pochi euro possono fare la differenza. Sì, la CIA Montemurlo, in particolare Mario Nesi, il suo presidente, ci è stato accanto ormai da penso 5 anni. Ogni anno sono riusciti a mettere insieme più risorse e effettivamente con diciamo, il nostro modo di operare nei paesi in via di sviluppo, con anche relativamente poche risorse che comunque sono importanti, quindi con poche migliaia di euro riusciamo a partire con dei progetti. La nostra filosofia è sempre quella di partire il prima possibile, magari anche con poche cose, ma partire, cioè non fare discorsi ma fatti, ed in effetti questo alla fine ha ripagato. Per esempio ora dovremmo partire in Afghanistan, ma con 5.000 euro riusciamo a cominciare a trattare i primi bambini, in questo caso con la talassemia. Quindi sì, noi siamo estremamente grati a CIA Montemurlo, a Mario Nesi, che ha organizzato queste iniziative che ci permettono di fare tante cose. Quando si parla di paesi in via di sviluppo, forse per chi ci ascolta è una realtà che può sembrare tanto lontana. Non è così, lei ha sottolineato l'Afghanistan, ma anche paesi molto più vicini a noi. Sì, noi lavoriamo anche in Kosovo, quello è il paese più vicino, poi lavoriamo in Georgia, recentemente abbiamo cercato di avviare altri progetti in Iraq e in posti più lontani, da Sri Lanka, Zambia, eccetera. E il punto è che il mondo sta diventando sempre più piccolo, cioè, per andare anche in un paese molto lontano uno può anche pensare di andare e tornare nel giro di 2 o 3 giorni, cosa che una volta era impensabile. Internet, ma gli stessi equilibri finanziari, cioè ora in molti paesi ci sono crescenti risorse, in molti paesi di via sviluppo, e il problema principale rimane la professionalità, quindi una forma di, chiamiamolo trasferimento di conoscenze, però fatto con l'obiettivo di formare e aiutare i professionisti locali in progetti che poi il più possibile vengano presi in carico dai governi e dalle associazioni locali. Questo è l'obiettivo di Cure to Children, che effettivamente finora sicuramente ha dato dei frutti. Quindi in attesa che i paesi in via di sviluppo si dotino anche di sistemi di formazione per il personale, per i medici, per i dottori sul posto, Cure to Children è fondamentale nello sviluppo di questa conoscenza che per noi può sembrare banale come una visita da uno specialista, in alcuni paesi diventa molto più difficile. Sì, a volte c'è la percezione che alcune cose siano impossibili, siano inarrivabili, invece basta poco, anche perché i progressi della tecnologia sono sì nel senso di arrivare a obiettivi sempre più ambiziosi, ma anche spesso nel senso di semplificare cose che possono sembrare complicate. Il trapianto di midollo è una di queste, cioè non è assolutamente così irraggiungibile e così complicato dal punto di vista professionale come molti possono pensare, e quindi basta relativamente poco per avere dei grossi risultati. Ecco, dicevamo, lei è contornato da un bel gruppo, dal presidente del Cure to Children, ma anche da un grande staff medico che mette la propria professionalità al servizio di questa buona causa. Sì, abbiamo un gruppo di professionisti, cerchiamo il più possibile di coinvolgere professionisti in paesi in via di sviluppo, però abbiamo uno zoccolo duro, chiamiamolo, di professionisti europei ma anche statunitensi. Per citarne qualcuno, il dottor Cornelio Derzio che era responsabile del trapianto di midollo a Monza, che di fatto era il centro di riferimento per le leucemie in Italia, lo è ancora. Il dottor Selim Gorbachoglu, che è responsabile del trapianto di midollo a Regensburg in Germania,
E nei progetti recenti per l'anemia falciforme coinvolgeremo anche un'altra dottoressa francese, Françoise Bernardin, che è una delle esperte mondiali, e nel nostro comitato scientifico ci sono medici inglesi e statunitensi, quindi diciamo abbiamo un comitato scientifico allargato. Abbiamo ora da poco assunto un infermiere pakistano che vive a Londra, riconosciuto come abilitazione alla professione infermieristica nel Regno Unito, che ci fa da coordinatore internazionale. Quindi stiamo cercando di aggregare sempre più personalità che fra l'altro fanno queste cose con grande interesse e grande passione. Roberto Valerio della Fondazione Cure to Children ha appena ricevuto dalle mani di Mauro Nesi un assegno di 7.200 euro da parte della CA Montemurlo. Ancora una volta, ancora un anno, la CA si migliora sempre di più. Un grande traguardo perché, come hai ricordato in precedenza, possono sembrare pochi spiccioli in confronto alle cifre che spesso si leggono sui giornali o in manifestazioni importanti, però il bello della Cure to Children è proprio questo, con pochi euro riuscire a fare tanto. Sì, è vero. Innanzitutto devo ringraziare Mauro Nesi perché è stato un crescendo. Lui ha incontrato Cure to Children sostanzialmente dalla sua nascita e non ci ha più abbandonato. Se Cure to Children è riuscita a fare quello che ha fatto fino ad oggi è grazie a persone e organizzazioni appunto come quella presieduta da Mauro Nesi, come la CA Montemurlo. Una cifra di oltre 7.000 euro cosa rappresenta per i progetti di Cure to Children? Una cifra così, come hai detto bene tu, può sembrare una cifra tutto sommato modesta, ma in realtà proiettata in questi paesi può significare davvero rivoluzionare la storia dell'oncologia pediatrica in quelle realtà. Come dicevamo anche con il responsabile medico della Fondazione Cure to Children, il dottor Lawrence Faulkner, è importante portare più che altro la professionalità dei medici europei in questi paesi, ed è importante, e anche qui sta lavorando la Cure to Children, nel riuscire a formare anche dei medici e dei dottori direttamente sul posto. È di fatto la nostra missione. Noi cerchiamo sempre di non sostituirci mai ai medici locali. Cerchiamo di individuare le professionalità sul posto, individuare le strutture, che ci siano le condizioni minime per poter fare determinate procedure, dopodiché gli diamo il nostro aiuto. Da una parte si impegnano loro, da un'altra parte ci impegniamo noi. Non amiamo costruire ospedali senza avere la certezza che poi non ci sia una struttura medica dietro che li sappia poi far proseguire. Non amiamo comprare macchinari che poi magari si scopre che già hanno magari in realtà limitrofe a loro. Siamo molto attenti nello spendere le risorse che grazie ai donatori ci giungono. Siamo molto oculati sotto questo aspetto. Ecco, quindi piuttosto che costruire una cattedrale nel deserto si cerca di portare un po' di acqua nel deserto. È interessante la domanda che tu mi fai, perché scopriamo sempre di più che le strutture ci sono già. Spesso troviamo le strutture, non troviamo però la formazione medica e paramedica, perché anche gli infermieri sono molto importanti per la cura del cancro e soprattutto per seguire la procedura del trapianto di midollo, che è quello che poi noi portiamo in questi paesi, la cosiddetta cura di terzo livello. Io credo che in questi anni abbiamo fatto tanto e so di ripetermi, ma credo che se non ci fossero state persone come quelle che abbiamo visto qui oggi della CA Montemurlo, probabilmente oggi di Cure to Children non saremmo qui a parlarne. La CA Montemurlo si impegna con cifre che, come abbiamo detto, fanno la differenza, ma è possibile fare la differenza anche con molto meno. Con un singolo individuo può impegnarsi a fianco della Cure to Children in vari modi, ed è molto semplice. Allora, io innanzitutto chiedo alle persone che ci stanno vedendo di diventarne volontari. Diventare volontari di Cure to Children non significa poi di fatto dover lavorare per noi, significa soltanto parlare di questa realtà, di questa organizzazione che è unica nel suo genere nel mondo. Non esistono altre organizzazioni che vanno in queste realtà e curano il cancro. Ci sono molte organizzazioni che prendono questi bambini con costi molto elevati e le portano nei paesi occidentali. Penso ad esempio a un altro tipo di aiuto che ci può essere dato con la scelta del 5 per 1000, che ancora oggi in Italia
non c'è una scelta così mirata. Spesso il 50% delle dichiarazioni di redditi non contengono la scelta del 5 per 1000. Un'ultima cosa e poi mi avvio a concludere, le bomboniere solidali. Le bomboniere solidali sono uno strumento che ci ha permesso tanto in questi anni e invito tutte le persone che magari devono festeggiare una ricorrenza, il loro matrimonio, la comunione, un battesimo, di rivolgersi alla Cure to Children appunto per le bomboniere solidali, che sono tra l'altro molto belle. Mauro Nesi e Gianfranco Bartolomei hanno festeggiato insieme come presidente e vicepresidente della CIAM Montemurlo il traguardo dei 40 anni di storia di questa storica società di Montemurlo, insieme a tanti amici, insieme agli amici della Fondazione Cure to Children, insieme agli amici del gruppo sportivo Borgonuovo, insieme agli amici che vi sostengono, prima su tutti la Tecnogiochi, l'Oriental Caffè, tantissimi sono coloro che vi sostengono. Partiamo dal vicepresidente. È stata una giornata dura, è finita e possiamo dire che è andato tutto nel migliore dei modi, è stata una degna festa per un traguardo così importante. Francamente sì, sono d'accordo, credo che oggi sia stato il completamento di una voglia di stare insieme, di fare bene, e ha portato un bellissimo risultato. L'assegno che abbiamo consegnato è il frutto di un lavoro fatto meticoloso, attento, però fondamentalmente è frutto di persone che hanno creduto in questa cosa, che credono come noi che aiutare questa fondazione sia una cosa fatta bene, non costa nulla, anzi, vedi la crono, ti dà anche la possibilità di passare una giornata diversa, di divertirti, prendersi in giro, e se partecipa a questa crono Cure to Children, diciamo così, dei campioni del mondo, dei campioni d'Italia, può partecipare anche un nostro tesserato di 83 anni e a noi questo fa molto ma molto piacere. Vi aspettiamo anche più numerosi, perché sappiamo che per quest'anno stiamo già preparando la possibilità di avere più persone dell'ultima edizione. Siamo qui ad aspettarvi, dove vanno i soldi lo sapete, noi siamo molto felici di quello che facciamo. Tanti auguri. Mauro Nesi, presidente, vulcanico presidente della CIAM Montemurlo, ha riservato una sorpresa anche per chi di solito è alle spalle della telecamera che adesso ci riprende, una targa che ha voluto celebrare un traguardo raggiunto insieme, 40 anni di Montemurlo, della CIAM Montemurlo, che sono stati trasmessi in tutta la Toscana, in tutta Italia e in tutto il mondo. Sì, perché Daniele sta sempre dietro la telecamera, quindi è difficile anche vedere chi è dietro la telecamera. È un riconoscimento anche per lui, perché ci stringe un'amicizia da tanti anni, abbiamo corso insieme da giovani e niente, c'è la grande collaborazione, una grande amicizia profonda. Oggi è stata la ciliegina sulla torta per poter consegnare anche un riconoscimento di genere anche a lui e non solo a lui. Abbiamo fatto dei riconoscimenti per chi si è dato da fare, per chi ha lavorato e per chi ci ha fatto arrivare a questi risultati. Arrivare a un risultato come quello che è stata la crono è stata una cosa inaspettata, una cosa piacevolmente inaspettata, però questo è il risultato della CIAM Montemurlo, un grande lavoro da parte di tutti, e quindi oggi festeggiare 40 anni insieme con queste persone, raggiungere uno scopo, un assegno come è stato raggiunto quest'anno, è una bella cosa. La CIAM Montemurlo ha un proprio gruppo corse, dei ragazzi che ottengono ottimi risultati, che gareggiano in tutta Italia e non solo, però l'agonismo vero della CIAM Montemurlo sta nel battere se stessa ogni anno e cercare di raggiungere una cifra ancora più alta. La sfida al 2014 è una sfida pesante, perché c'è da battere questo risultato di quest'oggi, 7.200 euro. Non si sa se si rifarà il 2014, forse avremo ancora forse meno tempo. La cosa che studieremo e stiamo già, perché ne abbiamo già parlato con Leonardo Pieraccioni, perché anche stavolta è stato, diciamo, non è potuto venire, ovvi motivi, per forza di cose, personaggio del genere non sempre può essere disponibile, però abbiamo già parlato che il prossimo evento sarà lui a decidere la data, quindi
è stato molto dispiaciuto stavolta per non essere presente e quindi penso che stavolta, la prossima volta non si andrà senza Leonardo Pieraccioni. Ed allora l'in bocca al lupo del presidente della CA Montemurlo a coloro che portano la CA Montemurlo in giro per l'Italia e per il mondo, i propri atleti che ormai alle porte, all'inizio della stagione. Ma sì, anche se insomma, i risultati certamente piacciono a tutti, quindi noi si partirà sicuramente per fare una bella stagione, abbiamo dei ragazzi e parliamo noi di base, di fondamento, che non è il centrare la vittoria che a noi interessa costruire il gruppo degli amici, un bel gruppo di amici, e quindi le vittorie, se poi vengono, sono sempre ben accette. Ovvio, non è che si parte noi per non vincere, si parte sempre per vincere. Quando non si vince è perché ci battano gli altri, quindi gli altri non siamo abituati a sottovalutare mai nessuno noi, quindi l'impresa è presto fatta, quindi c'è solo da ringraziare tutti i nostri sponsor, c'è da ringraziare i nostri sponsor principali, quindi Fabio Magelli della Tecnogiochi e la famiglia Bonacchi della Oriental Caffè, tutta la famiglia Bonacchi e tutta la famiglia Magelli, perché questi sono due nostri sponsor, come prima ha detto in sala il vicepresidente, non sono per noi i nostri sponsor. È diventata una grande famiglia, siamo diventate praticamente 3 famiglie, CA Montemurlo e questi 2 grossi nomi, senza nulla togliere agli sponsor, quelli minori, che senza avere quelli minori non si arriverebbe a certi risultati, quindi tutto fa, ben vengano. Quest'anno c'è stato l'ingresso di Leonardo Santoni di Vaiano, è stato un grande approccio, un primo approccio, ci fornirà tutta la squadra praticamente dei caschi e quindi è una società che si allarga, questo è, quindi andiamo avanti.